Ha portato fino al Veneto e soprattutto fino alla provincia di Venezia la maxi operazione contro la pedopornografia online, tra le più ampie degli ultimi anni, condotta in 18 regioni italiane dalla Polizia Postale di Milano e dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale di Roma. Un'operazione con numeri impressionanti: 432 utenti identificati, di cui un'ottantina di italiani, che vanno da affermati professionisti a pensionati, da studenti ad operai, e 15 persone arrestate in flagranza di reato. La maggioranza degli italiani, coinvolti in un giro diventato internazionale di foto e video di violenze su bimbi e neonati, risiede in Campania e Lombardia. Un ventenne disoccupato veneziano è però ritenuto, assieme ad un ottico settantenne napoletano, tra i promotori e gestori dei gruppi. A suo carico ci sarebbe al momento solo una denuncia. L'arresto invece è scattato per coloro la cui perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di ingenti materiali pedopornografici. In Veneto le perquisizioni sono state 4, 3 in provincia di Venezia, tra Portogruaro e Mestre, e una in provincia di Verona, che si è conclusa con l'arresto di un 35enne. Le indagini hanno portato a scoprire 159 gruppi pedofili e smantellare 16 associazioni criminali che diffondevano i contenuti pedopornografici. Le indagini però proseguono, restano da rintracciare le vittime presenti nelle immagini e nei filmati.